Parliamo del convegno sulle banche venete. Qual è la situazione? La situazione è che non bisogna far calare sipario davanti ad uno scandalo che probabilmente è uno dei più grandi della storia della Repubblica Italiana. La maggioranza che sostiene questo governo con un decreto folle che sostanzialmente... Dalla parte folle che diceva, cioè qual è? Si vorrebbe mettere a silenzio uno dei più grandi scandali della Repubblica Italiana. Sappiamo che le banche Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state scorporate in due parti. Da una parte la Bad Bank, che sostanzialmente sarà il cui oneri di gestione saranno accollati dalla collettività, e poi la parte sana delle banche, che è stata niente poco di meno che regalata ad un istituto bancario privato, Banca Intesa, un istituto bancario che l'anno scorso ha distribuito dividendi ai propri azionisti per circa 3 miliardi di euro. Da questo punto di vista il governo è recidivo. Pensate che la concessione dell'autostrada più trafficata d'Italia, la Padova-Brescia, è stata regalata al precedente concessionario, che ha visto scaduta la concessione nel 2013, e il quale ha potuto andarla a vendere ad un importante operatore spagnolo. Bene, se andiamo a vedere anche lì chi c'era dietro, chi sono i possessori della concessione che ha ricevuto appunto un regalo così importante da parte dello Stato, ci troviamo ancora una volta una società associata a Banca Intesa. Cioè nei regali a Banca Intesa questo governo è recidivo. Ecco, noi diciamo che non bisogna far calare silenzio invece rispetto a questo scandalo. Ci sono 220.000 risparmiatori che sono stati truffati e chiedono che venga fatta giustizia. E lo scopo di questo convegno è quello di tenere alta l'attenzione rispetto a uno dei più grandi scandali della Repubblica Italiana e di cercare di inserire qualche altro puzzle per capire quali sono state le connivenze e i silenzi che hanno accompagnato la realizzazione di questo scandalo. Il governo aveva detto, se parliamo di luglio scorso, a molti imprenditori, a dei rappresentanti dei risparmiatori coinvolti dal crack delle due banche, aveva detto che entro settembre si sarebbe fatto qualcosa. C'è questa speranza? C'era una speranza che si chiamava Commissione d'inchiesta bicamerale. Commissione d'inchiesta bicamerale, i cui primi disegni di legge sono stati depositati nel 2013 e tenuti a prendere la polvere per 4 anni dal PD e dalla maggioranza. Ora dovrebbe finalmente partire. Qual era l'ultimo scoglio? L'ultimo scoglio era rappresentato dal fatto che i partiti della maggioranza, tra cui lo stesso Partito Democratico, non comunicavano ai presidenti di Camera e Senato i propri componenti per non far decollare questa commissione. Abbiamo denunciato la settimana scorsa questo scandalo nel corso della Capigruppo, abbiamo investito della questione il Presidente del Senato, che ha il potere di sostituire eventuali commissari che non vengono notificati dai relativi gruppi, e abbiamo suscitato quindi la risposta da parte di questi gruppi, che dovrebbe essere arrivata nei giorni scorsi. Ora finalmente la commissione d'inchiesta può partire, la speranza che possa mettere in luce proprio come primo step proprio le responsabilità politiche che stanno dietro questo disastro. Attenzione, perché ci sono 2000 veneti pronti a calare su Roma. Noi crediamo che sia venuto il tempo di uscire di casa, che sia venuto il tempo di manifestare, che sia venuto il tempo di far sentire forte la propria voce anche sotto le finestre dei palazzi. Da questo punto di vista abbiamo chiesto ai cittadini di scendere in piazza ancora prima dello scoppio di questo scandalo, perché già se ne sentivano le avvisaglie. Abbiamo organizzato delle manifestazioni anche a Vicenza, sotto la sede della Banca Popolare di Vicenza. Quello che non riusciamo ad ottenere nei palazzi delle istituzioni lo si può ottenere con una sensibilizzazione dei media, dei giornali, delle televisioni, della stampa, anche grazie a queste manifestazioni più partecipate possibile. E anche questo è un segnale che la democrazia funziona. Abbiamo una separazione, da una parte la good bank, dall'altra la bad bank, lo sappiamo tutti. Quello che tutti non ci saremmo potuti aspettare è che la good bank venisse regalata ad un istituto bancario privato, da un governo che è anche recidivo. Pensate che la concessione autostradale dell'autostrada più trafficata d'Italia
è stata regalata da questo governo. I responsabili di questo crack, Consoli, Zonin e gli altri dirigenti delle banche, che se ne vanno serenamente verso una quasi certa prescrizione dei reati a loro ascritti. Noi avremmo pensato che si parlasse, nel caso delle banche venete, di un altro reato, di un reato associativo, dell'associazione delinquere.